mi sento un po' nel rimbombo. Hai un Non so ritorno, come eh? mi sentite. Non so, senti quel rimbombo? Un po' sì, è un po' Perché sofferto. siamo tutti e due nella stessa stanza. Dovresti inserire proprio gli Gli auricolari. auricolari e provare un po', eh? Eh, Siamo una... devi togliere il muto. Hai messo anche il muto. A me? Eh sì, ti sei messo il muto. Ah, ho messo il muto, quindi le persone non mi Ecco, sentono. Ah, adesso. parlavo me stesso. Bene, cari amici, siamo ancora qui noi questa sera nella piattaforma StreamYard con il De Gasa, ormai che è una pietra miliare della serata del Mariato Veneziano, e quindi ci faremo guidare da lei con le sue fantastiche sibille. E però prima di iniziare questo, il De Gasa vi vuole parlare del pippone, del pippone del nostro... Sito ilcapitano.intervista.org. Ricordo a tutti gli amici infatti che questo sito è online dal 2015. Da quell'anno appunto distribuiamo in modo totalmente gratuito circuiti radionici raccolti in dispense. Successivamente nel tempo sono state aggiunte anche altre dispense più esoteriche, cabalistiche, di crescita spirituale che trovate nelle varie sezioni del sito. Mi raccomando, giratele tutte perché troverete molte sorprese, ma sempre nel sito c'è la sezione shop che è quella che comunque ci sostiene e nella quale troverete i nostri servizi professionali. Tra cui, come vedete in sovraimpressione, questo ciondolo che viene poi spedito con una collanina ed è un ciondolo, un talismano sefirotico, dunque oltre al valore intrinseco di ciò che è inciso sul ciondolo, in quanto queste Sefirot hanno un potere, un influsso a 360 gradi nella nostra vita, c'è tutta la programmazione radionica e radiestesica di cui è stato insomma corredato, vale a dire che è stato programmato per proteggere in ogni direzione della vita, dalle direzioni più fisiche alle direzioni più occulte. Dunque è un ciondolo che nasce per la protezione e che viene poi anche programmato per riequilibrare i corpi sottili, per fornire una ricarica, per allontanare le persone che creano legami nocivi con noi e in ultimo, ma non meno importante, con le frequenze di un propiziatorio di Giove. Dunque serve a portare anche un pizzico di fortuna che non guasta mai. Vi ricordo che il ciondolo, se ordinato, viene spedito a casa e costa insomma 150 euro più 10 per le spese di spedizione. Ovviamente può essere programmato anche con cose più personali, basterà appunto concordarle preventivamente. Bene, allora, questo è stato detto, vi ricordo anche che abbiamo dei gruppi di Facebook, i Cassi Sacerdotali è uno dei gruppi, poi c'è Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, collaboriamo anche con altri gruppi, Radiestesia, Radionica, Genese, Magie Varie e altri comunque gruppi di persone che nel tempo hanno camminato un po' con noi o noi con loro, viceversa. Allora, cosa dirvi? Ovviamente per gli amici che vengono da Facebook, ricordo che è necessario autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. Per autorizzare StreamYard dovrete semplicemente cliccare il link www.streamyard.com/facebook. Nel momento in cui cliccate questo link che trovate, tra l'altro direte sì, io lo clicco, ma dov'è? Allora, quando nel post che trovate all'interno del gruppo vedete appunto l'immagine, no? Da cui trasmettiamo in diretta, sopra, prima di entrare nella diretta, trovate un link in azzurro, quello che vi ho detto, dovete cliccarlo. Una volta che cliccate su questo link, ripeto, streamyard.com/facebook, si apre una pagina bianca con una barra azzurra
che è quella che dovrete ulteriormente cliccare per la conferma. Vi ricordo che questi passaggi si fanno una volta sola, dunque nelle successive dirette non vi è più richiesto e non è più necessario che lo facciate. Semplicemente una volta che avrete autorizzato StreamYard dovete anche entrare nella diretta, dunque non basterà guardare il post dal gruppo, ma dovrete proprio accedere al video in diretta e commentare poi, è così che noi riceveremo i messaggi da Facebook. Ripeto, non sarà necessario autorizzare StreamYard le volte successive, ma entrare nella diretta. Quello che fanno poi da YouTube i nostri amici che si collegano da questi altri canali e che ovviamente per poterci vedere devono entrare nella pagina proprio del video. E ricordo tra l'altro che siccome trasmettiamo da una piattaforma esterna, sia da YouTube sia da Facebook, i vostri commenti vengono confluiti su questa piattaforma da questi 3 canali. Dunque, spesso l'ordine che vedete, nel video che guardate non necessariamente corrisponde all'ordine, delle domande che compare a noi qui su StreamYard. Dunque siate tranquilli, ovviamente quando sarà il vostro turno vi risponderemo e potremmo anche comunque scegliere in base anche a come sono formulate le domande, che questo è un altro fattore importante, perché è necessario mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare la domanda in modo chiaro. Dunque non disperdete con domande generiche senza costrutto, preferiamo dare una risposta più soddisfacente a qualcuno che non butta lì tanto per vedere come va. Dunque vi ricordo inoltre che se la domanda riguarda un'altra persona dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Benissimo, ricordo. Benissimo, eccomi qua anche questa sera e sono pronto con le prime domande e vediamo un po' il fortunello e il fortunello cade a... Ah, auguri di buon Natale. Grazie Auguri buon Loredana, auguri Natale anche a te. perché questo ci piace. Chi ringrazia, chi fa gli auguri, non perché vogliamo essere sviolinati, ma perché capiamo che le persone, che non tutti, capiscono il nostro impegno sociale anche, no? Perché non siamo qui per perdere tempo, ma per dare un servizio gratuito a chi non si può permettere o non vuole fare un consulto con Marietto o la Hildegard. Vi ricordo che un consulto costa sempre 20 euro 45 minuti. Bene, Ilde, la prima domanda qual è? Allora, Loredana che chiede Sebastiano 25 settembre 63 lascerà Anna 28 giugno 75. Allora, Ilde, ti metto un po' in... Sì, voilà, mettiamo Ilde un pochettino di là e il Marietto chiede se è un sì o un no. C'è tensione, c'è frizione, pendolino. Bisogna dire anche che abbiamo appena finito di mangiare, quindi magari la digestione, la peristalsi, insomma, influisce un po', Però, Ilde, cosa dici? Aspetta un po' che ti metto in linea e sentiamo una eccomi. critica costruttiva di Ilde. Allora, vediamo un pochettino cosa dicono anche le sibille. Come avete visto, il pendolino era molto indeciso, sembrava esitare, dunque probabilmente per lungo tempo Sebastiano tentennerà a prendere una decisione, ma vediamo cosa ci dicono le sibille, se Sebastiano lascerà Anna. Ma allora già il taglio dà un'indicazione comunque su eventuali crisi o gelosie che possono provenire da flirt con altre persone oppure semplicemente dalla presenza di altri, non è neanche una carta di rivalità, ma proprio di gioco, di scherzo con altre figure. Ma vediamo. Allora,
Beh, diciamo che la situazione, parte, già un pelino in salita nel passato, perché ci sono stati, momenti o occasioni in cui l'indecisione è stata forte sulla scelta giusta da prendere la strada da compiere. Non ha aiutato comunque anche una situazione che evidentemente lui ha vissuto come un qualcosa, una forma di controllo o, certe circostanze che, hanno, creato appunto disagio, ostacolo. Ed è forse da questo che lui ha cercato in qualche modo di divincolarsi. E dunque, è chiaro che o non ha preso la decisione o ha finito con lo scegliere qualcosa di avventato. Al presente, compare comunque, un pericolo, che è insito fra loro e che corrisponde comunque a una persona del passato di Sebastiano, dunque una ex, e, comunque non sembra, ancora, creare quel problema evidente, però c'è l'inizio di un cambiamento. Qualcosa però turberà in futuro. Sembra che arrivi comunque o una brutta notizia o un qualcosa che effettivamente creerà un dispiacere e che potrebbe essere legato però a un uomo più giovane. Dunque non escludo che poi a sorpresa sia Anna a rivelare qualche lato oscuro. Dunque noi vi stiamo a guardare Sebastiano, ma magari, sarà Anna, che, come dire, può mescolare le carte in tavola. Comunque c'è una situazione che sembra reggere, forse è proprio l'idea di una persona più giovane, di un uomo più giovane che, potrebbe in qualche modo ravvivare questo loro rapporto. Dunque anche qui non vedo ancora una conclusione. Però in futuro sembrerebbe, che, ci sia poi un distanziamento fra loro, un allontanarsi, come se non si capissero più a livello di dialogo e possono in qualche modo insinuarsi delle, situazioni che hanno accumulato nel tempo. Dunque, non vedo però ancora una vera e propria rottura. Vediamo però piuttosto nell'esito. Ecco, potrebbero esserci reciproche accuse di essere coinvolti da altre persone, oppure, qualche pettegolezzo può giungere all'orecchio rispetto un amore per qualcun altro. Dunque è una situazione che non vedo interrompersi, non vedo lui lasciare lei, ma vedo comunque una situazione che finisce con uno stallo. Cioè non posso dire che finirà con uno stallo, però quello che si vede, cioè le carte finiscono col indicarci uno stallo. Dunque potrebbero anche prendere tempo, fra loro, però, non vedo ancora un'azione decisa, da parte di Sebastiano. Bene, la prossima domanda, Marietto. La prossima domanda, vediamo che è caduto su... Stefania. Allora, leggo la domanda. Ciao Sì, Hilde, ti volevo chiedere se Stefania, 30 novembre 79, tornerà insieme al marito Giovanni, 14 marzo 80. Grazie, ciao Marietto. allora bisogna ricordare che due altri di Face hanno scritto ma non hanno ascoltato il nostro maestro. Quindi sono un pochettino debolucci claudicanti. Io intanto col pendolino chiedo sì o no, mentre vediamo un po' Sì, cosa risponde. Ti metto un pochettino di lato, via. Beh, non è sicuramente per domani, non è sicuramente per domani, ma Reilde ci può dire qualcosa.
Diciamo che il pendolino anche in questo caso non ha dato un esito né immediato né deciso. Dunque, come dice Marietto, non sembra essere una cosa, che avverrà domani, però con pazienza possibilmente si vede questo ritorno. Vediamo cosa dicono comunque le sibille. Allora, Stefania e Giovanni, vediamo se c'è questo ritorno. Stefania 30 novembre 79 e Giovanni 14 marzo dell'80. Vediamo cosa dicono le sibille per loro due nel prossimo periodo. Eh, mm. Beh, appena ho girato la carta della fortuna ero molto contenta perché è sempre una bellissima carta. È come se si creassero tutta una serie di eventi, però purtroppo è accompagnata male, dunque cerchiamo di capirne di più. Eh, allora, ehm, ci tengo a dire che quello che viene visto nelle sibille, generalmente è, uno spaccato di vita dell'arco dei prossimi mesi, dunque non è una risposta definitiva. È una cosa un'osservazione anche che deve essere fatta e che è notevolmente interessante, che le sibille rispondono alla legge di risonanza. Questo perché ve lo dico? Perché in base a come interrogate le sibille, al vostro stato d'animo, a quello che è la percezione di questo momento, danno una risposta che verosimilmente ha un esito o un'evoluzione nell'arco dei prossimi mesi. Dunque questo è importante. Perché l'ho detto? Perché non è necessariamente detto che una cosa che non compare adesso non compaia affatto. Il pendolino invece non risponde a questa legge, il pendolino risponde a quello che è scritto nel nostro subconscio, in una specie di bacino di memoria o conoscenza collettiva che poi l'individuo attinge e fa anche suo perché ci aggiunge del proprio, ma è più netto. Dunque il pendolino generalmente quando dà una risposta è una risposta che al di là del percorso che avrà la situazione è poi quella, invece le sibille ci aggiornano sugli eventi. Questa è la piccola differenza che è importante ogni tanto rinfrescare, no? E ricordare. Cosa si vede qui? Che purtroppo in passato nel vostro rapporto ci sono state parecchie situazioni difficili e soprattutto parecchie incomprensioni. Non ultimo anche la possibilità che una figura, una persona anziana, potrebbero essere 2 genitori o i suoceri, comunque qualcuno, di età, di una certa età, oppure ancora una vecchia storia, un vecchio rapporto che può avere interferito, ha creato appunto quest'insofferenza. Dunque c'è un qualcosa che si è andato proprio un po' rovinando e bloccandosi, ecco, come se non ci fosse stata quasi altra scelta, almeno così sembra. Adesso, beh, non sembra un vero e proprio ritorno, okay, non vedo un vero e proprio ritorno, però, ehm, diciamo che ci sono delle situazioni in questo momento presente che non escludono la possibilità di, riprendere un dialogo, un qualcosa un po' più giocoso, però sempre ambiguo, dunque non c'è certezza, di come, la cosa possa evolvere. Sembra però che in alcune occasioni si tenda a mascherare o a, non mostrare completamente, certe cose, un po' come se si volesse invece mostrare un apparente disinteresse o una superiorità, però di fatto c'è ancora qualcosina, non escludo che ci sia ancora qualcosa. Cosa c'è però nel prossimo periodo? Le cose sono 2 principalmente, poi in realtà potrebbero essere 3, 4, però mi limito a quelle che sembrano più importanti e più interessanti. Allora, 1 potrebbe esserci un rilancio, dunque non un vero e proprio ritorno, ma una specie di, trattativa, dove si valuta,
secondo il miglior interesse o il miglior risultato eventualmente di riprendere o di creare le occasioni per proporre delle cose, no? E questa è una, ma attenzione, probabilmente c'è un'altra cosa qui, perché vedo comparire probabilmente una persona che ha a che fare con il lavoro, dunque qualcuno che potrebbe in realtà cominciare a corteggiarti sul posto di lavoro. Allora, so che magari non so neanche se lavori, magari è qualcuno per lui, dunque qui purtroppo non avendo un consulto privato, non potendoci, come dire, confrontare, ti dico quello che insomma poi devi, come dire, estrapolare tu, no? Cosa c'è in futuro? Dunque, qui si farà avanti qualcuno, che poi mi auguro per te che sia che rilanciate un po' la cosa, o quantomeno riprendete alcuni argomenti, alcuni discorsi. Però in alternativa, come ti ho detto, può comparire appunto una persona che comincia, visto la separazione, visto che, che in teoria non c'è niente, insomma, che riprende o che attacca bottone, si fa avanti. Allora, cosa segue poi? Che effettivamente c'è una buona possibilità, che questo flirt incalzi e che questo possa comunque turbare o raggiungere l'orecchio come una cattiva notizia quello che è tuo marito o il tuo ex marito. Allora, qual è l'esito? Allora, come vedi non lo vedo adesso questo ritorno. Piuttosto sembra che ci sia magari un atteggiamento di tormento, ma magari da parte tua c'è parecchia sofferenza o comunque è anche possibile che tu venga tenuta d'occhio, che ci sia chi vede e riporta. In ogni caso come vedi, sospiri, gelosia non sono due carte che parlano di qualcosa che si avvicina, ma di qualcosa che si allontana ancora di più. Dunque, diciamo che probabilmente se anche c'è un rilancio di qualche tipo, in realtà poi è possibile che lui si faccia un po' di nuovo un po' indietro. Dunque, meglio non avere eccessive aspettative per i prossimi mesi. Ok? Bene, Benedite, penso che possiamo ancora farne Sì, una domandina e vediamo un po'. Cosa ne pensi di questa qua? eh, probabilmente Cristina. Sì, Cristina, 30 agosto 72, Davide, 28 giugno 71, lo rivedrò e ritornerò con lui. Bella domanda, un po' piccante, eh? Siamo in zona protetta o si può dire questa Io cosa? molto velocemente, mentre prendi il pendolino, voglio ricordare agli amici di Facebook, perché vedo che ci sono due persone che hanno scritto da Facebook, una l'ha messo il suo nome ma nei commenti, un'altra proprio non c'ha scritto né nome, niente, dice solo che è il suo compleanno, però non sappiamo con chi abbiamo a che fare, perché siamo su una piattaforma che non è di Facebook, è esterna, dunque affinché ci giungano i vostri commenti dovete autorizzare StreamYard, ve lo ricordo ancora, cliccate sul link streamyard.com/Facebook, autorizzate poi nella seconda pagina che si apre, dopodiché vi saremo in grado di rispondere. Allora, Cristina, 30 agosto 72, Davide, 28 giugno 71, Cristina chiede se tornerà con lui. Va bene, e il pendolino è prontissimo per dare la risposta giusta. Mm. Senti, ma cosa hai cucinato? Perché mi sembra che l'intestino mi rallenti, il vostro pendolino oggi gira sempre. Io mi devi cambiare menù perché sennò il pendolino è bloccato lì. Anche, oh, sono tutte domande un pochettino claudicanti, un pochettino deboli, no?
oppure proprio È è il debole la cibo. ricezione. Speriamo che sia il cibo. Vai, dimmi tu cosa ne pensi di questa pendolare. Va bene, allora beh, anche questa girava un po' senza troppa decisione, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, Cristina 30 agosto 72, Davide, che il marietto mi ha tolto la data da sotto gli occhi, grazie. Allora, ok, Davide 28 giugno 71, vediamo insomma se c'è un ritorno. Oi, oi, oi. Beh, se ti dovessi rispondere solo dal taglio, ma comunque non è così perché poi approfondiamo con la stesa, non lo vedo immediato un incontro, anzi sembra proprio che diventi quasi un tormento il fatto che non avvenga, che slitti come se passi lontano in un tempo non definito. Vediamo cosa dicono però. Mm. Cristina, secondo me no, non c'è, almeno non nei prossimi mesi. Quello che si vede è che lui ha cominciato a pensare a qualcos'altro già in passato, forse, non so, un qualcosa che riguardasse più lui che voi, cioè lo vedo proprio distratto da altre cose. E forse è qui che hai cominciato, insomma, a dubitare o il suo atteggiamento un po' preso da sé più che da voi. Comunque, diciamo che magari può anche aver detto delle cose in modo furbo o opportunistico, però ecco, sempre da prendere con le pinze. In questo momento io non lo vedo, vedi che addirittura è bloccato il ritorno e sembra che lui sia, come dire, lì preso a riverire o a prodigarsi per una donna che forse è del suo passato, qualcuno che insomma precedente. Io adesso non so neanche se voi vi siete frequentati dopo altre relazioni importanti o se eravate sposati con altri, poi separati vi siete messi insieme o se siete stati sposati voi, cioè non è molto completa di dettagli la tua domanda. Dunque quello che vedo è che c'è un qualcuno che sospira per qualcuno che non c'è. Ok? Dunque lui però sembrerebbe proprio bloccato. Anche nel prossimo periodo vedo questa nemica, dunque è un qualcuno che probabilmente non, o in modo fasullo ascolta e pensa e finge di aiutare, oppure sono addirittura due persone, una che cerca di dare una mano e un'altra che invece crea zizzania o si intromette o comunque è un pericolo fondamentalmente tra voi e questo ritorno. Diciamo che ci sarà una situazione in futuro, ma non avrà un esito positivo, come vedi, o questa situazione riguarda qualcosa che tu vieni a conoscenza, di cui vieni a conoscenza, cioè magari l'inizio di una sua frequentazione con qualcun altro, oppure una situazione di festa, no? Dove lo incontri e però quello che vedrai non ti piacerà. Dunque non vedo comunque un qualcosa che vi riavvicini, almeno non nell'immediato. E se guardiamo anche l'esito, è vero che tu lo speri, lo sogni, però sembra una roba che altro che fare i miracoli qui, c'è tantissimo da fare, ma non basta per il momento, c'è ancora troppo, c'è ancora qualcosa di non risolto, vedi che sembra una situazione ancora piuttosto pesante. Allora, Bene, cari amici, siamo arrivati a mezz'ora. Vedo che c'è stata un'amicizia di Face.
chi ha fatto l'iscrizione, purtroppo non c'è la domanda, quindi vi aspettiamo venerdì prossimo, venerdì prossimo, no scusa, venerdì Allora, prossimo no, venerdì è la vigilia, magari no, la la gente ha altro da vigilia, fare che la stare con vigilia non noi. vogliamo disturbare, magari passeremo per fare un salutino, comunque soprattutto per quelli di Face che non riusciamo mai ad accontentare, iscrivetevi a StreamYard che è gratuito e poi noi siamo qui per voi gratuitamente. Vedete sotto il nome di De Gana che scorre col suo numero di telefono, eventualmente se volete consulti professionali di 45 minuti. Bene, io Ide penso di aver detto tutto Sì. e se non ci vediamo venerdì ci vedremo lunedì prossimo. Esatto, sì, eventualmente non vi preoccupate, non siamo riusciti a rispondervi questa sera, nessun problema, saremo ancora con voi nelle prossime occasioni, dunque probabilmente venerdì ci incontreremo, ci saluteremo un attimino per gli auguri, ma torneremo senza dubbio lunedì alle 21:30, dunque buon proseguimento di serata, tantissimi cari auguri a venerdì sera così ci diamo ancora, rinnoviamo gli Certo, auguri. siamo qui, ci auguriamo tutti. Bene, cari amici, grazie.